Ciao amici, purtroppo capita, in base ai mezzi che abbiamo, di dover desistere e cambiare il programma che ci eravamo prefissati. La cascata di Rio Alinu la faremo con un bel trekking in un altro momento. Quindi ci siamo dovuti fermare un po' prima, ma la sosta forzata ci ha regalato un luogo incantevole. La località si chiama Salina Segada, o letteralmente la legna rotta, tagliata, e fa sempre parte dell'immensa giungla di Scannoneris. La strada che ci ha portato qui è abbastanza percorribile, ma è sempre meglio avere un bel 4x4 o comunque un'auto che possa prendersi qualche graffietto, soprattutto nella parte finale del percorso. I numerosi guadi praticabili ci portano sempre più all'interno della foresta di Scannoneris, che si estende per circa 4.700 ettari ed è un'unità gestionale all'interno del complesso forestale di Guturumannu del Servizio Territoriale di Cagliari. La foresta faceva parte dei 200.000 ettari assegnati dallo Stato alla Compagnia delle Ferrovie e da questa venne restituita al demanio statale nel 1870. Fu successivamente venduta ai privati e da allora iniziò uno sfruttamento eccessivo del soprassuolo boschivo. I tagli indiscriminati, il pascolo praticato con eccessivi carichi e numerosi incendi compromisero l'equilibrio naturale della foresta. Nel 1903 fu finalmente espropriata e data in gestione al demanio statale. Dai primi anni del secolo si iniziò il recupero di ciò che pascolo ed incendi avevano completamente distrutto. L'attuale gestione forestale del complesso intende ricostruire e conservare il patrimonio boschivo, preservandolo da quelle azioni distruttive che nel passato hanno rischiato di comprometterne definitivamente l'equilibrio e di turbarne irrimediabilmente la bellezza. Of our paths, feelings part our ways, La foresta è una meta turistica di forte richiamo per le sue bellezze floro-faunistiche ed è considerata una delle più ricche foreste dell'area sulcitana. 107 days, recalling it backwards, our dreams holding us closer. Dopo la restituzione al demanio è stata ripopolata con esemplari di cervo sardo e daino, che le abitano insieme a cinghiali, donnole, ghiri e volpi, e alzando lo sguardo potresti catturare il volo di aquila reale, corvo imperiale, falco pellegrino e gheppio. Shades of grey, living day to day. Even when we're free, it's true. The difference is the same. La presenza di alcuni nuraghi e di siti archeologici rendono particolarmente interessante la visita di questa immensa area. La foresta può essere percorsa nella sua viabilità principale e secondaria, sentieri o mulattiere, grazie ad un sistema di segnaletica esaustiva
ai fini escursionistici. Ooh, we can see so clear. Le attrazioni naturalistiche e paesaggistiche sono infinite. Formazioni rocciose suggestive si trovano nella parte centro-settentrionale, in particolare le pareti a strapiombo di Calamigi, luogo selvaggio e leggendario, incastonato fra alberi secolari e rocce scoscese, popolato, secondo credenza popolare, da briganti, streghe e tesori nascosti. E adesso un po' di relax. Il nostro viaggio di oggi finisce qui, quindi arrivederci, anzi, a Sibiri.